è un fatto di estrema complessità, perché coinvolge questioni sociali, questioni ambientali, questioni archeologiche, nel caso italiano, insomma, le ha tutte. Io, almeno in questa presentazione, mi limito agli aspetti costruttivi. Naturalmente la curiosità è Cortina, perché in Cortina non si sa bene che cosa succederà, avvicinandosi però la data dei festeggiamenti in maniera preoccupante. Comunque, quello che io voglio mostrare è come si costruisce una pista da bob. Partendo da dove? Partendo dal 2010, ce ne fa una ogni 4 anni, a Vancouver, con le Olimpiadi di Vancouver. Parlo sempre di Olimpiadi. Dopo quella di Sochi, quella russa, poi quella coreana, Pyongyang, quel nome maledetto della coreana, e poi quella di Jiangxi, che è l'ultima, la più bella, la più complessa, costruita dai cinesi. Quindi abbiamo canadesi, russi, con tutti poi i loro legami, coreani e cinesi. E alla fine avremo gli italiani, di cui non si sa, spiegherò che cosa si sa e che cosa non si sa. Allora, aspetti costruttivi. Sulla pista da bob, adesso faccio fatica anche perché non capisco se voi siete atleti, che magari ce l'avete anche il bob, o se in vita vostra, appunto, oppure meno. Quindi c'è un problema di qualificazione, diremo così, di chi mi sta seguendo. Comunque, aspetti costruttivi. In queste piste, sulla stessa pista, con partenze di tipo diverso, partecipa il bob, scorre il bob, lo skeleton è il nome internazionale che viene dato allo slittino, alla slitta anzi, e luge invece è il nome francese che viene dato allo slittino. La differenza fra skeleton e luge è una differenza molto forte. Uno ha la testa davanti, uno ha la testa di dietro e viceversa i piedi, uno ha la pancia per aria, uno ha la pancia sotto. Ma quello che e ci si dimentica sempre il nome. Non c'è l'equivalente in italiano, per cui si conservano questi nomi, spesso. Pensate che il bob e lo skeleton hanno problemi di una spinta iniziale con corsa, un 15-20 metri di corsa di spinta. Viceversa il luge si è seduti sul collo, ci si spinge tramite oggetti che vedremo. Noi però siamo interessati agli aspetti costruttivi. Tanto per dire che cos'è questo, vedete, è dopo i 15 metri, quando l'atleta si lancia sullo slittino e quindi avrà senz'altro la testa davanti e quindi sarà solo. Viceversa nel luge invece, che è tenuto in questo modo, gli atleti possono anche essere 2, nel bob fino a 4. E da quest'anno, dalle ultime Olimpiadi, anche il monobob per le signore, cioè le signore hanno un bob un po' piccolino. Naturalmente i punti di partenza possono essere diversi, le piste, guardate la bellezza per esempio della pista di Jiangxi, ma veniamo poi subito alle nostre cose, per dire che questa pista è un oggetto costruito che potremmo farlo anche lì. La montagna non c'entra niente, tutto il resto non c'entra niente, e come il frigorifero lo possiamo mettere dove vogliamo, così la pista da bob, che è una specie di grande frigorifero, lo possiamo costruire dove vogliamo. È del tutto indipendente dal terreno. Questa è una frase un po' forte, ma insomma, è bene dirlo subito. Lamberto, scusami una cosa, un messaggio per chi ci ascolta online. Io non sono in grado di vedere messaggi, non sono in grado di vedere niente con questo computer. Se c'è qualche problema, telefonatemi al 334 333 2945. Grazie. Vai. Questi due belli oggetti che anche noi vedremo in Italia, speriamo di costruirli anche noi. La pista olimpica, perché le piste uno le può fare, ce ne sono in Europa e nel mondo poi di tantissimi tipi, ma quella olimpica deve essere mantenuta o dalla federazione BSF o dalla federazione FIL. La prima è la federazione
che tiene il bob e lo skeleton, la seconda, tanto per dire che noi si è tutti uniti, insomma, la seconda federazione invece orientativamente francese, anche se tutti orientati in Svizzera, è la FIL, la seconda. Queste hanno dato delle regole sia per la costruzione degli strumenti, sia per la costruzione delle piste. E regole diverse, anche se la pista è unica. La partenza invece è multipla, cioè si parte da punti diversi. La mia presentazione discuterà un po' del track, cioè un po' del percorso, come sono fatti questi percorsi. E poi invece il punto centrale sarà la costruzione. Perché insomma, nel parlare della costruzione, siccome si usa lo concrete, cioè il calcestruzzo proiettato, parlerò di calcestruzzo proiettato, parlerò un po' di fibre naturali nella parte in calcestruzzo, che è una parte modesta rispetto all'insieme. Parlerò dei problemi di gelo e disgelo, parlerò dei refrigeranti naturali, che sono sostanzialmente quelli utilizzati in questi 4 o 5 interventi, ammoniaca, sarà 80 tonnellate, 100 tonnellate di ammoniaca, bisogna portarla dove si fa la pista e poi mandarla su e giù, che la pista in genere ha dall'inizio alla fine un salto di 150-180 metri e quindi portare questo peso su e giù bisogna dividerlo in parti, sono problemi che vedremo. Alla fine terminerò facendo un po' di dinamica, un po' la mia passione in sostanza, cioè spiegando com'è la dinamica, perché questi qui slittano, che cosa li frena, che cosa li spinge e come si può integrare il moto se qualora si voglia avere la soluzione numerica del moto. Le piste olimpiche, autorizzate quindi, sono 17. Quella di Cortina sarà la 18ª, se sarà fatta, sarà la 18ª. Sono in parte, in origine, in sostanza canadesi, a Calgary, quella di Whistler, quella americana. Poi in Europa c'è una forte concentrazione nata sostanzialmente dalla Svizzera, perché la Svizzera ha anche il pregio di avere una pista, non pista, diremo così, una pista che si fa ogni anno con la neve, si porta la neve, si fa la pista, poi la neve si scioglie e la pista sparisce. E quindi questa è l'unica fra tutte che ha una soluzione di questo genere, che speriamo facciano anche a Cortina, insomma. Continuano a fare baruffa, l'anno finale arriverà la neve e lo faremo con la neve, insomma, come la fanno in Svizzera, a Chamonix, St. Moritz, scusate. Poi le ultime che citavo, ci sono quella di Sochi, un paese non nevoso, quella di Yanquin, anche lì un paese non nevoso. La federazione ha le caratteristiche di fare queste piste in posti dove non c'è la neve. È un po'... ma in sostanza dove ci sono soldi probabilmente non c'è la neve o viceversa. Quindi posti molto difficili. Ormai è tutto artificiale, la neve è tutto artificiale. Le piste, le 17 piste, sono queste che vedete, quindi questo è il tracciato della pista, sostanzialmente pensate come l'asse delle 17, distese nel mondo, in cui adesso abbiamo poco, manca quella di Cortina, a cui dirò qualche cosa dopo, in cui vedete che in genere si cerca di non tornare su se stessi, ma alla volta anche si torna su se stessi, quando si torna su se stessi bisogna scavalcare, quindi bisogna fare dei grandi ponti che scavalcano. Quasi tutta la pista è su ponte, insomma, no? È su pali. La pista di Cortina, di Jiangqing, la pista cinese, è su 1000 pali. Anche quella di Cortina sarà su palo, dove per palo intendo sia il palo fisicamente, il palo scavato in roccia, sia il pilastro. È su pilastri perché per motivi che adesso vedremo. Vedete che le forme sono abbastanza simili, la lunghezza in genere 1 miglio, 1600 metri, poi di fatto però uno li porta anche a 2000 metri, poi uno le porta anche a 1400 meno. Una cosa è la pista e una cosa poi di fatto dove si corre, che in genere si corre su di una lunghezza inferiore rispetto alla pista. Ho una pista a 2000 metri ma corro su 1400 metri. Questo dipende poi da varie questioni. Allora, cominciamo a vederne qualcuna. Questa è Whistler,
Io purtroppo ho cancellato sopra perché c'è acceso qualche cosa, ma comunque vedo ancora i titoli. E vedete la partenza per me in alto a destra, si parte e si arriva fino a sotto, la velocità massima in questa curva che c'è qua sotto, e poi c'è una zona di frenata. Ah, lo vedete su questo, sì. Questa è la partenza, ci sono le varie curve. In genere ci sono nel complesso 16 curve, 14-16 curve. È l'arrivo, e poi l'arrivo è in risalita ancora per frenare. La velocità massima 130, dipende poi da che cosa, riferiamoci sempre all'uso, è di 130 140 km, è in questa zona. Sì, sarebbe utile cancellare questa robaccia. Quella non so, mettiamo giù questo. Ma guarda, è lo stesso per me. No, è per loro che dà fastidio. Questo non so come fare. Vabbè, no. Ecco, guardate. Ecco, te lo porto giù, va bene? Ma così può darsi che dia fastidio. Lasciale sotto forse da meno questo. Questa è la pista, sì, queste sono le caratteristiche di questa pista. Le caratteristiche sono sostanzialmente 1600-1800 metri. Un salto si parte in genere da 1000 metri d'altezza e ci si abbassa di 150, meno di 200 metri. Allora, se è 1500 metri, si abbassa di 150 metri, la pendenza media è intorno al 10%. La pendenza media in discesa, intorno al 10%. Poi ci sono punti in cui si arriva anche al 20%. E bravissimo. Bravissimo. Non sono pagato per non va più avanti. Sì, va avanti, scusa. Queste sono le caratteristiche, ma saltiamo questa parte perché abbiamo poco tempo. Questa è Sochi. La pista è generalmente quasi tutta coperta, non completamente coperta, molto ricca di tende perché il sole non deve battere. Tra l'altro le tende vengono tutte fatte per queste cose qui da un'industria padovana che è andata in giro per il mondo e ha montato le tende, anche, vedete lo scavalco, vedete l'ambiente, Sochi fatta quasi tutti dai italiani. Questa invece è la Corea. Guardate, non sono fotografie queste di piste, sono disegni, insomma, sono fotografie di disegno. Anche qui si parte qua giù in cima, abbiamo questo percorso, ci sono attacchi poi in varie quote e naturalmente c'è il problema che chi slitta può farsi male in qualunque punto, quindi bisogna che sia accessibile a qualunque punto della pista. Quindi bisogna che ci siano delle strade ausiliari o dei sistemi ausiliari per poter andare a prendere un atleta che si fa male in qualunque punto. E quindi questo è un fatto abbastanza difficoltoso. La velocità stanno sempre aumentando, poi parleremo delle velocità, fino a che in questa zona si raggiungono i 135, dice il FIO dice, guardate, io non voglio che in senso del calcolo si superi come calcolo nella pista 135 km/h, di fatto poi si aggiungono anche 150, e si superi i 5G in curva di pressione dell'atleta contro la parete. Cioè non ci deve essere uno schiacciamento sulla testa o sul corpo superiore ai 5G. Guarda che 5G vuol dire 5 volte il peso, insomma, è una forza molto forte. Una volta che un atleta ha fatto una discesa, poi per un giorno non scende più, insomma. La discesa dura circa un minuto, un po' meno di un minuto. Però è uno sforzo molto, molto grande. Il nome del posto è sempre, Alpensi è sempre, non so, noi ci chiameremo Cortina Sliding Center. C'è un nome del posto, Sliding Center è il centro. Questa è secondo me la più bella. Notate che corre voce che questa sia costata 400 milioni. Noi abbiamo a disposizione 80 milioni. Quella di Torino che è stata fatta è costata 120 milioni, se non sbaglio. Quindi questi 80 milioni sono scritti, 80 milioni, ma probabilmente li supereremo. 80 milioni senza il tetto, insomma il tetto è centrale il tetto. Guardate la bellezza di questa pista, si parte qua sopra, c'è poi l'accesso per le donne, per le signore o per gli altri sport,
c'è tutta una serie di edifici, si cammina anche sul tetto in gran parte, c'è tutto un sistema di elementi ausiliari, c'è una curva di 300, la prima curva in assoluto di 360 gradi, cioè si gira e si torna indietro su se stessi. Questo è 30 metri di diametro, perché il diametro è molto importante perché determina lo schiacciamento contro la parete della forza centrifuga. E poi il finale è la frenata qua su, in modo da arrivare un po' altini. Vi faccio notare qui una cosa che si vede poco, ma poi sarà sempre più apparente, che qui sulla destra c'è una specie di strapiombo, per cui la definizione di questo terreno è stato uno dei compiti principali nel costruire qui sopra poi la pista. La pista è tutta staccata dal terreno, non c'entra niente col terreno, è tutta sospesa. Poi vedremo i dettagli di questo fatto. Vedete, quello che mi ha detto vado a parlare, eccetera, è perché tutti quanti pensano che una pista da bob sia scavata nel terreno. Non c'entra niente, insomma, è sospesa su pali. La pista perché? E vedremo anche il motivo. Questo è il percorso di quello che di Jean Quin. Se si guarda con attenzione come sono disegnate, in sostanza c'è un tratto rettilineo, poi c'è un cerchio, un tratto rettilineo, un cerchio, e il raccordo fra tratto rettilineo e il centro è una curva che si chiama clotoide, con curva che è radio continuamente variabile per raccordarsi fra l'infinito del rettilineo e quello invece della curva. Quindi è sempre un gioco di queste, anche se non c'è una regola, insomma uno disegna la pista, cerca che assomigli a queste cose. Eccola qui dall'alto, vedete, per me è un oggetto di una bellezza assoluta, vedete la copertura. I cinesi hanno speso una montagna di soldi. E perché è anche così bella? Perché, un momento, guardate qui la pendenza, qui c'è un salto grandissimo, e tutto questo terreno è tutto stabilizzato con chiodature, e vedremo poi qualche particolare. Dicevo che è anche così bella perché i cinesi hanno dato all'architetto Li Jiang qualcosa, l'incarico di fare tutte le opere delle Olimpiadi. Questo architetto è l'architetto che aveva fatto assieme agli svizzeri di Noino il nido. Sapete il nido, quell'edificio che per un po' vedremo, è bellissimo, quello sarà bellissimo, di Pechino, è uno degli oggetti più belli. Lui che ha disegnato quella cosa, l'ha riportato poi il disegno in tutti questi oggetti. Quindi faccio per dire che non è una stupidaggine disegnare una pista, anche da un punto di vista architettonico. Ma andiamo, vedete, la pista è qui sopra, questa è quella scarpata alla quale accennavo, poi parleremo di altre cose. È stato creato un lago, perché c'è bisogno di molta acqua naturalmente, e questo invece è il villaggio olimpico, il loro villaggio olimpico, anche qui costruito da questa architetta, con un'attenzione, lei dice, verso questo tipo di case lineari, che sarebbe un tipo di casa utilizzato nelle montagne, perché qui vedete non c'è un briciolo di neve, non c'è mai neve nelle zone dove si fanno queste cose. Qui un particolare di un interno, ma così tanto per sospendere un po' le nostre frasi, qui altri particolari di interno. Questa è la partenza del luce, quando prima si diceva come ci si spinge. Si mette la slitta qui dentro e ci si spinge su questi due perni, si acquista velocità e poi si lancia. Questa fase è la fase determinante. Io mi sono convinto che chi vince, vince perché fa bene questa. Lo scendere poi sono millesimi, si guadagnano millesimi. Comunque l'interno della pista è una parte in legno, parte in acciaio, è molto ricca ancora qui questi elementi, e dovrebbe partire. Io spero che mi parta, non c'è motivo per cui non partano i video. Ah, ecco qua. Ho messo un piccolo video, ecco qui comincia, poi ecco qua, questo, ricordatevi questo che salterà fuori dopo con grandi dettagli. Questo è lo spritz beton, è così che si fa la pista.
poi tornerò, perché i cinesi non mostrano niente di quello che fanno. Questa è l'unica cosa che sono riuscito a prendere dalla Cina, pur essendo mio figlio professore, preside in Cina, a Fuzhou, quindi conoscendo tutti gli ambienti, eccetera, non mollano niente per quanto riguarda i disegni strutturali. Questa è ancora visione di interni, vedete la ricchezza dell'interno di questa pista. Qui è come innevamenti tutti artificiali. Ecco qui, questo è lo stadio di cui vi parlavo prima. L'architetto lì assieme ha fatto questo stadio che è molto citato in tutto il mondo. Il Nido viene chiamato, perché è molto famoso. Andiamo pure avanti, non preoccupatevi. Allora, adesso ho mostrato un accenno a quelle che sono state le piste. Cortina che cosa ha avuto? Ha avuto Cortina, avranno il 26, se lo faranno, a questo punto, poi spiegherò qualcosa di più, ma Cortina aveva avuto nel 66 i campionati mondiali e aveva avuto 10 anni prima, nel 56, le Olimpiadi. Quindi con queste famosissime immagini, la pista Monti Alverà del 56, medaglie d'oro, loro vincevano, c'è stato un periodo in cui Cortina vinceva tutto, insomma, erano i più bravi. Vedremo adesso che cosa succede. La proposta per Cortina, un progetto di fattibilità fatto da Zaia, dalla regione, è questo azzurro, non voluto poi da moltissimi, eccetera, discusso, che affianca quello giallo che è il vecchio percorso, sul quale c'è una storia che racconterò fra poco. Ecco qua. Allora, questa è messa qui, mi è sbagliato, è messa qui, dovevo mettervela dopo. Che cos'è questa pista? Questa pista è qualcosa che adesso vedremo, è questa roba qua, sostenuta da pali, i quali possono anche essere 20-30 metri di altezza, quello che è, o niente, insomma. No? Andiamo avanti. Questa è una sezione in curva, poi di questo mostrerò dettagli, per cui adesso corro avanti. Queste sono le proposte per Cortina, alcune proposte per Cortina non accettate, eccetera. Questo è il residuo della vecchia pista che la sovrintendenza vuole mantenere, giustamente, secondo me, come memoria. Come memoria della vecchia teniamo 100 metri delle due curve della vecchia, lasciamole lì, e da un'altra parte facciamo la nuova. Il guaio è che la nuova è a cavallo di questa proposta. Bisognerà avere disegni di questo genere della pista o di questo tipo qua, in cui non ci sono. Ecco, qui cominciano a essere alcuni dettagli. Se la pista che è qui sopra è del tutto staccata dal terreno, io devo avere un sistema pendolare. Cioè io devo scavare sotto e sotto fare una vasca che mi porta a tutta l'impiantistica, perché tutta l'impiantistica che è portata per raffreddare deve essere portata e sarà sotto. Da questa o da pali indipendenti mi nasce questo sistema pendolare, sopra questo sistema pendolare c'è la pista. E andiamo avanti un po' alla volta. Qui ci sono fotografie di costruzione di questa prima pista. Eccolo qua il sistema pendolare. Ma vedete che le cose... Ecco qua. Qui adesso entriamo dentro la pista. La pista è questa serie di tubi. Li vedete? Cosa sono questi tubi? Sono tubi da 1 pollice distanti 3 pollici. Questi tubi portano l'ammoniaca. Chi raffredda la pista sono questi tubi, che adesso vedremo fino alla noia. Quando siete annoiati, chiuso, finita la giornata, perché sapete come si costruisce una pista. Sopra questi tubi si mette una doppia rete superiore e inferiore del F10 passo a 10. Qui la si mette in genere ortogonale per comodità, insomma. Potrebbe essere messa comunque. E questa è questi sono gli operai. Adesso questa è lunghetta perché però se voi siete capaci a un certo punto la fermiamo. Questa è la costruzione della pista. Non distanziata dai tubi, proprio aderente. Dimmi? Non distanziata dai tubi,
La rete si è attaccata davanti e dietro. Spessore 15 centimetri, in mezzo c'è la tubazione, dopo ne vedremo particolari, un po' fuori asse, c'è una doppia rete e io con lo Swiss Beton devo riempire questa roba qua. Qui le linee bianche, le cose bianche che vedete, è perché con lo Swiss Beton non posso fare uno spessore superiore. Per misura dello Swiss Beton mi metto queste tubazioni, questi tubi di plastica bianchi che poi tolgo. È uno spessore, insomma, metto per tenere lo spessore. Questo è un po' lungo, ma poi vedete molto particolari. Comunque, gli aspetti costruttivi sono questi, non c'è mica tanto altro da dire. Poi vedremo, ma insomma. Questo è un cantiere, Soci, cantiere che è nato per la costruzione. E lo stesso si dovrà fare a Cortina. Insomma, no? Cortina sul monte si dovrà scavare, insomma, sì, si dovrà predisporre la pista, si dovrà fare la pista, sarà più o meno distante dal terreno in funzione del desiderio che si ha, in funzione della pendenza, in funzione di altre cose che vedremo. Guardate, questo è un po' lungo, ma non sono riuscito a tagliarlo. Poi però vi mostro i dettagli della costruzione, che sono riuscito in qualche modo ad avere, anzi ce l'ho dai coreani, perché i coreani hanno avuto la pessima idea di brevettarlo e allora il brevetto non potevano tenerlo nascosto. E quindi vedremo il brevetto di queste cose, ma sono tutti uguali. La costruzione è tutta così. Quindi esperti di Swiss Beton, che non sono gli esperti di galleria, perché le gallerie si fanno con lo Swiss Beton, ma lo Swiss Beton in galleria è del tutto diverso da questo, perché è gettato controterra, diremo così. Questo è gettato in aria. E inoltre questo ha poi delle caratteristiche che vedremo dopo di tipo diverso. Dico subito che le 4-5 impianti fatti sono stati fatti in questo modo, con un percorso senza giunti, 1600 metri senza giunti. C'è tutta la tubazione, c'è lo Swiss Beton senza giunti. Eccola qua la curva, costruzione in curva. Vedete, c'è da chiedersi, non è un'opera civile nel senso di strutture di cemento armato, insomma, è un'opera meccanica. Insomma. I costi maggiori sono costi della posa di questa tubazione. Se vedete quanti tubi ci sono, ce ne sono più di 10. Siamo a 1 chilometro, fate il conto, insomma, salta fuori la quantità di tubi. Paurosa. E fra un po' questo finisce e torniamo invece a quello che serve. Ma sapete... Sì, dimmi? No, perché c'è un passaggio che può essere interessante. E senza giunti, sta roba fanno a dilatazioni e contrazioni per le temperature? Senza giunti? Senza giunti. Ma le dilatazioni... 1600 metri senza giunti. Sapete, anche in galleria non si fanno giunti. Le gallerie non hanno giunti. Totalmente diverso. Ma cosa volete che vi dica? Sia i cinesi, sia i coreani, sia i russi l'hanno fatto senza giunti. Qui da noi, voi siete esperti, qui nel Veneto ci sono dei fortissimi, è tutto in curva, sai, è tutto in curva, sai, bisogna calcolare questa roba qua, è tutto in curva ed è tutto acciaio. Ecco, guardate, ve l'ho lasciato per qualche immagine di questo tipo, insomma. Questo vuol dire costruire una pista. E dicevamo, andiamo avanti poi e vediamo che cosa dire, cioè probabilmente si riesce in curva per effetto di queste continue curve a non fare giunti, evitare le giunzioni. Ma no, volevo dire questo, qui nel Veneto si è molto bravi e c'è il problema che qualcuno si pone se non si può prefabbricare tutta sta roba. Gli ultimi 4 impianti sono stati fatti con un getto unico, no? Dicevo. Ma si può fare questo qui a pezzetti, tenendo conto delle curvature, eccetera, e montarli tutti quanti, giuntare tutti quanti i tubi e prefabbricare tutto. E arrivare idealmente a Cortina con tutto prefabbricato nel giro di 6 mesi, si monta tutto.
E se qualcuno ha l'idea, sì, se qualcuno è capace, probabilmente potrebbe anche farcela. Potrebbe anche fare un piano. Vedete, ho voluto lasciarlo per questo motivo, insomma. Il cantiere è questo. Se vi capita di dirigere questo cantiere, sappiate che avete questi problemi. Tutta sta roba qui poi dovrà essere ghiacciata. Apparentemente sembra molto grossa, ma è tutto spessore da 12 cm, da 15. Sono tutti 15 cm di spessore, sta roba qua. Sembra più, però sembra 20. No, ma insomma, può darsi che... Beh, perché poi c'è la parte sopra, ma la parte... Adesso la vediamo disegnata. Vediamo, quando ci sono 2 uomini abbiamo finito, cominciamo a comandare noi. C'è poi il problema di coprirla, no? Deve essere tutta coperta. E quindi dove la fate la copertura? Come fate la copertura? Avete questo oggetto che è la pista, ma se dovete anche coprirla, a fianco alla pista dovete anche portare la copertura in maniera indipendente rispetto alla pista. Ed è una cosa. E poi le tende, perché vi passerà sempre un po' di sole da qualche parte. E il sole non deve battere. Adesso abbiamo praticamente finito e andiamo nei dettagli costruttivi, che sono riuscito anche qui ad avere, anche se non con generosità, ma insomma, forse non serviva neanche avere ulteriori dettagli. E i problemi invece che ci sono di questo calcestruzzo sottile, che sarà gelato, e quindi gelo di gelo, e problemi di getto e di fessurazione iniziale, con il rispetto. Adesso accenniamo un po' a questi problemi e poi... questo è Soci. Vedete, la copertura è del tutto indipendente. Inoltre porterà anche un percorso indipendente rispetto a questo percorso, che è il percorso di salvataggio. Insomma. Se uno lì si ingambera e si fa male, bisogna andarlo a prendere, insomma, no? Bisogna andarlo a prendere dovunque. Quindi non è completamente edificante questo, ma anche a Cortina salterà fuori qualcosa di questo genere. Insomma. Guardate che brutti posti, insomma, che brutte montagne, mamma mia. Pochissimi abeti anche. Eccola qua, tutta la pista. E gli ambientalisti hanno ragione di essere preoccupati, perché concettualmente bisognava salvare la vecchia pista come memoria, salvando 2 o 3 curve e il resto anche buttato via, e fare la nuova, farla qua, insomma. E invece l'hanno voluto fare sopra dicendo che era un restauro della vecchia. Roba priva di senso, secondo me. Ecco qua, il cantiere è questo. Vedete che non è che ci siano pochi tubi, anche a portarli su a Cortina tutti questi tubi. Mi sembra di aver visto che sono 100 km di tubo. Arrivano saldati perché bisogna portargli dentro l'ammoniaca. Quindi bisogna portarla l'ammoniaca sul posto. Bisogna portarla da elementi principali e poi lanciarla dentro questi. E poi gettare tutto quanto l'insieme. Come cosa buffa insomma, è che in genere prima si fa la struttura e poi si fa gli impianti. Qui prima bisogna fare gli impianti e dopo la struttura. Vedremo cosa nei prossimi anni, anzi nei prossimi anni, quest'anno. Ma a Torino la fecero e poi la smontarono. Non ho capito. A Torino la fecero e poi la smontarono. No, non ho capito cosa hai detto. A Torino. Sì. Alle Olimpiadi di Torino. La fecero e poi la smontarono? No, la buttarono in malora, lì in malora. E lì persa, diremo così. Sì, sì. Abbandonata, come è quella di Cortina, solo che quella di Cortina è preistorica. Non ha neanche un accenno di condizionamento, di raffrescamento. Anzi, ha qualche tubicino di plastica, ma non ha niente, insomma. Ecco, credo sia finito. Però, ecco qua. No, non era finito. Ancora stanno lavorando, però siamo alla fine.
All'inizio, no, è partito all'inizio. Sono all'inizio, ecco qua, questa è la fine. Queste sono le pareti, adesso le vediamo con calma. Questo in Canada, come è stato fatto in Canada, che sono stati i primi a inventare questo metodo e poi a reclamizzarlo dappertutto è stato copiato. E questo è il modo, insomma, di fare. Qualcuno dice che invece dell'ammoniaca, perché portare ammoniaca a cortina, se sono poi così delicati, è una questione abbastanza delicata. E che uno si potrebbe portare dell'acqua glicolata, e andare, ma con l'acqua glicolata è proibitivo ghiacciare queste robe qua. Beh, ecco qua come si costruisce, così si costruisce. Ve le ho messe a iosa, è sempre le stesse, insomma. Per dire che si fa così, insomma. Tutti hanno fatto così. Questa roba si può in parte per fabbricare perché tutti i tubi sono tubi anche curvi e vanno tutti saldati. L'ammoniaca deve stare dentro. Non è semplice fare una roba simile. Insomma. Ecco, questa è la parte principale della giornata. Questa era la sezione che vi dicevo, naturalmente tutto deve essere isolato, no? Quindi questi sono i 15 centimetri. Questa è la doppia rete, c'è il tubo, questi sono i tubi e da una parte c'è l'isolamento. In realtà poi in Corea non è stato fatto un isolamento in questo modo, cioè è stata gettato contro una rete. Dietro i tubi è stata messa una retina fitta, con lo Swiss beton si è gettato, la rete tratteneva il collo e è stata fatta così. Poi è stata isolata con elementi successivi, pani di isolamento, questo isolamento qua appoggiato successivo, ma lo potete fare prima o dopo, insomma, è una questione del cantiere. E qui c'è la specifica, è quello che vi ho detto, insomma, i 15 centimetri e gli spessori, eccoli qua, insomma. Spero di andare avanti, se no sono stufo anch'io di vedere queste cose. Questo è un trucco, non so se qui inventeranno un altro trucco, perché siccome lo spessore deve essere prescritto, perché poi se no il condizionamento vi risulta male, allora qui si mette quel tubo lì e poi lo si toglie. Può darsi che come spessorimetro si possa usare anche un altro criterio. Ecco qua, ecco, fermiamoci un momentino, il disegno è questo. Quindi c'è lo Swiss beton, ci sono questi 15 centimetri, c'è un ingrossamento in testa e c'è questa seconda fase. Poi naturalmente qui ci sarà un'altra stradina dove ci sono i soccorritori, perché se uno si fa male qua ci deve essere un altro percorso aereo, no? Con i soccorritori di qua non li mettiamo, ma non si possono mettere, no? Ma di qua deve essere chi va a soccorrere, perché ci si può far male in qualunque momento. In sostanza si rovesciano questi accidenti in qualunque momento. Ecco, viste queste qui, non c'è nient'altro da dire, insomma. Swiss beton, esperti in Swiss beton e operai autorizzati. Per Swiss beton ce n'è pochissimi in Italia, bisognerà autorizzarli, una quintina, perché si mettono a 1,6 chilometri e 7. Fare 1,6 chilometri e 7 con Swiss beton, questione di un anno, insomma. No? A trovarli chi è capace di farlo. E dopo, su questo, dall'alto si molla giù l'acqua un po' alla volta, quest'acqua si gela una volta che è tutto in funzione e si continua a tirare il ghiaccio per 5 o 6 centimetri di spessore di ghiaccio, diverso a seconda del tipo di sport. I cinesi, l'unica cosa che hanno mostrato per sbaglio è questa, ma concettualmente è lo stesso, lo vedete qua, è lo stesso, la costruzione su pali, su di un grande scasso che hanno fatto nel terreno, qui passano tutti i tubi di ammoniaca, elettrici, gli accidenti, acqua, tutte quante le tubazioni, ma l'impianto è sospeso. E a fianco all'impianto, dalla base, nasce poi una strada, un percorso ausiliario dei soccorritori, per cui se ti fai male qua, questo salta dentro e può soccorrerti, insomma, tirarti fuori. Naturalmente poi la cosa è abbastanza complicata perché c'è il problema della copertura, di come impiantare la copertura. Quindi non è una questione di dire io faccio solamente la pista. Sì, la pista da bob è questa, tradizionalmente è questa, ma c'è un complesso che deve stare, no?
ho chiesto di poter fare, io non ho nessun incarico, guardate, sono uno di voi, ho chiesto di poter fare un mock-up, di poterne fare un pezzettino 5 o 6 metri, in cui vedere che cosa vuol dire gettare contro i tubi. Perché è mica facile gettare contro i tubi, che dietro i tubi vada tutto il calcestruzzo. Lo Swiss Beton che deve essere lo Swiss Beton con un mix design particolare, con un accidente di tipo particolare, bisogna fare delle prove. Qui ci consola un fatto che a Pyeongchang le Olimpiadi sono state nel 2018 e questo test era nel 2014. Quindi vuol dire che anche loro non erano tanto prima. Se noi siamo nel 2022 e lo vogliamo fare per il 2026, è vero che il 2026 è gennaio del 2025 ed è vero che il 22 non è ancora iniziato. E quindi È come no. sì, non è ancora finito, sì, non è ancora iniziato il lavoro. Ed è vero che non è neanche stato fatto il progetto del lavoro, perché c'è solo un progetto fatto da Zaia di nascosto. Beh, insomma, lasciamo stare. Dopo, se vogliamo fare polemica, lo facciamo dopo. Qui è l'impianto, perché è appassionati di impianto, qui come la lavorazione, qui ancora la lavorazione. È così, insomma. È così. Vedete sulla Cina, della Cina abbiamo il percorso, il track, il percorso è questo, ma è tutto su pali, dentro un cassone, con a fianco poi il sostegno della copertura, che qui è fatta in questo modo, insomma, molto povero rispetto ai cinesi, e sostiene anche in maniera indipendente da questo, sostiene anche il percorso di sicurezza, insomma. La safety, la sicurezza. Questa è la rete, la casseratura in curva per chi fa una casseratura dello Swiss Beton. Dunque, quando io faccio poi lo Swiss Beton, metto questo calcestruzzo. Questo calcestruzzo naturalmente dovrà avere un mix design adeguato, ma il problema è di due tipi. Uno, c'è un problema di un ritiro iniziale, lo shrinkage plastico. Dopo un giorno o due la superficie può creparsi, come nei getti, insomma. No? Allora cosa vuol dire? Vuol dire che devo mettere dentro delle fibre. Ma quali fibre? Allora pensate, la fibra forse più naturale che sarà messa dentro è una fibra di plastica in sostanza. L'acciaio è qualcosa che non funziona qui così. Ma però bisogna tener conto, cosa di cui qui non si parla, che dire io metto un oggetto di plastica cortina, ma siamo matti. No. Perché cortina deve essere ultra conservatrice, cioè ultra protetta da un punto di vista ambientale. Quindi non posso mettere oggetti di plastica dentro cortina, quindi non posso fare aghi di plastica, assolutamente. Quindi sono stati studiati particolari aghi in fibre naturali, tra cui questi di canapa. La canapa è stata preferita, per cui sia in Cina, sia in Corea, il calcestruzzo è arricchito di canapa. Pensate che tutte queste robe qua, occorre anni per studiarle. Si deve ancora iniziare in Italia. Cosa si farà? Speriamo che ci sia qualcuno intelligente nel poter fare questo. Oltre a questo problema, e poi alle prove, che chi fa le prove, insomma. C'è nessuno che qui sa fare prove su queste robe qua. Andiamo avanti. Il secondo punto è gelo di gelo. Per fare dei calcestruzzi buoni a gelo di gelo devono avere molta aria, ma devono essere calcestruzzi resistenti. Devono essere un calcestruzzo almeno un 30. Calcestruzzi resistenti con tantissima aria, un 20% di aria, non sono una cosa molto semplice. Quando si fa lo spruzzo, gran parte di quest'aria se ne va. Quindi sembra la metà, deve essere forse il 10 di aria. Allora, con il 10 di aria dentro, che cosa devo fare? Devo andare a studiare qual è la resistenza al gelo di un calcestruzzo con quel contenuto di aria. Cosa che in Italia nessuno sa fare, che si fa in genere con uno strumento che si chiama AVA 3000, uno strumento in cui voi prendete il calcestruzzo fresco,
ne tirate su una carota, tirate su la carota di calcestruzzo fresco, lo mettete dentro una macchina che ha dentro percorsi di fluido e di accidenti, alla fine vi dice quant'è l'aria dentro, se vi soddisfa l'aria che c'è dentro, che deve essere superiore al 10%. Oppure la seconda cosa è quella di aspettare che ci sia una presa, di lucidare poi che c'è tutto in presa e di, con un computer, un programma visivo particolare, andare a vedere quanti sono le bolle d'aria e la distribuzione di queste bolle d'aria. Anche questo in Italia nessuno lo sa fare. Cosa vuol dire? Vuol dire che andremo dai cinesi, andremo dai coreani a dire che ce lo facciano, no? Perché cosa si fa? In Italia noi abbiamo una normativa recentissima, uscita mi sembra lo scorso anno, quest'anno, sui calcestruzzi. Che cosa prevede? Prevede che voi prendiate un blocchetto di calcestruzzo, lo mettiate dentro una macchina che fa un'alternanza di cicli, aspettate 3 mesi e dopo 3 mesi vedete se questo sostanzialmente si sbriciola o non si sbriciola. Ma dopo 3 mesi che avete fatto il getto, o lo avete il giorno dopo, oppure l'avete fatto dopo 3 mesi, no? Oppure state sempre fermi. Cioè siamo un po' fuori, insomma, no? E queste cose si dovrebbero poter fare adesso. Ma io ho scritto alla Regione e ho scritto anche al CIO, fatemele fare, no? Non c'è risposta, no? E guardate, è una cosa buffa, perché se io scrivo dopo, se scrivo agli americani su una cosa di questo genere, il giorno dopo mi rispondono. Se non è il giorno dopo un po' mi rispondono. Qui voi scrivete, non rispondono. In Italia non risponde, sono tutto. Allora, i refrigeranti, anche qui, quale tipo di refrigerante? Naturalmente ce ne sono terzi, se siete esperti, i fluororati sono stati proibiti, sono tanti refrigeranti proibiti che noi abbiamo ancora nei nostri frigoriferi, ma non possiamo portare lì. L'unico che possiamo portare praticamente è l'ammoniaca. La CO2 andrebbe bene, ma se arrivassimo fino a -2, -3 gradi. Va bene per le piste, per patinare. I grandi impianti di patinaggio sono raffrescati a -2, -3. Qui dobbiamo arrivare a -12 sul calcestruzzo, su spessore di 5-6 centimetri di ghiaccio. L'unica cosa che ci rimane è l'ammoniaca. Vuol dire che quelli di Cortina manderanno giù l'idea di avere l'ammoniaca, che bisogna stare molto attenti, che non ti scivoli, che non ti scappi, insomma. Il ciclo dell'ammoniaca è un ciclo molto noto, i vantaggi sono che costa poco, via, costa pochissimo. Bisogna vedere poi che tipo di ammoniaca è, perché bisognerebbe che fosse fatta con ammoniaca pulita. Ammoniaca pulita non ce n'è tanto in giro ed è costosissima. Quindi è ammoniaca sporca, insomma, quella colorata, quella che si usa, insomma, che non dovrebbe essere utilizzata. È leggera, evapora, ha un ciclo noto fino dal 1800, quindi gli svantaggi è che sono corrosiva, l'ammoniaca è velenosa, non si può usare il rame con l'ammoniaca, si può usare solo l'acciaio o l'alluminio. Il ciclo lo saltiamo, le pompe sono pompe molto delicate perché non perdono, e basta. Io ho finito l'aspetto di costruzione, adesso lasciatemi fare ancora qualche minuto, non so il tempo come sia, per dire, beh, insomma, noi facciamo questa. Noi, come corre uno? Come slitta uno? Uno va su, monta e slitta. Ma come faccio io? Io devo calcolare come slitta. Allora devo avere da una parte il percorso, dall'altra parte devo prendere una pallina, una slittina, mollarla e col mio computer, vedere come corre sul percorso e quanto tempo ci mette, quant'è la velocità che ha, se supera i 130 km/h, se fa più di 5G in curva, devo vedere tutte queste cose, no? Come faccio a vederle? Allora ci sono dei programmi tipo il Simulink che permettono di fare questo, non solo, ma in ambiente per esempio dell'Università di Padova, che ha molto lavorato sulle motociclette e sugli automobili, è facile seguire il percorso se voi ipotizzate di conoscere il tragitto. No. Se voi conoscete il tragitto, mettere lì l'equazione differenziale su quel tragitto, integrare, è istantaneo. Ma se non sapete il tragitto, nel senso che il tragitto deve appartenere a una determinata fascia, come fosse un'automobile che corre, insomma, il tragitto può essere... Allora integrare
nei confronti di un percorso che non è noto è una cosa un po' più complicata. Comunque ci sono tutti i codici di calcolo. Padova è attrezzatissima per fare anche questo, perché è consulente di vari percorsi automobilistici, lo può fare se qualcuno glielo chiede, no? Ma chi glielo chiede se non sanno neanche che cosa bisogna fare? Il percorso iniziale è quello critico, sono questi 15 metri che determinano la lunghezza, la vincita. Se voi riuscite a vincere in questi metri, avete vinto. Cioè, se in questa fase in cui vi lanciate contro lo scheletro e poi correte, questa è la fase, secondo me, determinante. Se voi poi calcolate il tempo da qua in poi fino alla fine, questi 55 secondi che ci sono, vedete che sono tutti uguali, sia che loro corrano più alti, più bassi, che facciano un percorso buono o uno cattivo. Sostanzialmente, a meno che non facciano stupidaggini, ma il tempo è sempre uguale. Chi viceversa vince è quando si vede che il primo, nel primo istante, compare immediatamente a video per chi li registra quanto tempo ci ha messo nei primi 60 metri, e per effetto della spinta, quello ha vinto. È difficilissimo guadagnare dopo. Qui avevo messo, in funzione di vari parametri che adesso vedremo, se cambiano questi parametri, quant'è il guadagno in termini di corsa? Il guadagno quasi nullo. Purtroppo, ma quali sono questi parametri? Qui c'è un'immagine su cui volevo discutere dopo. Percorso anche qui. Eccoci qua, fermiamoci un momentino. Allora, ho disegnato così il bob, ma potrebbe essere la slitta. C'è una roba che slitta. Questa roba pesa, ha un peso. Ma il peso, se io lo metto in un piano così, il peso, lui sta fermo. Se lo metto in un piano inclinato, questo peso, posso scomporre questo peso nella componente ortogonale rispetto al piano e nella componente lungo il piano. La componente lungo il piano è quella che mi spinge, anche quando andate a sciare, insomma. Cioè chi mi spinge è la componente lungo il piano. Quindi io devo tener conto di quella che qui ho indicato mg, il seno di alfa, che è la componente che mi spinge. Cioè quello che mi spinge, che mi fa andare avanti, quello che mi fa vincere, insomma. Ma chi mi frena? Perché chi mi frena? Il freno sono due. Il freno è l'attrito del mio oggetto contro il ghiaccio, quindi sarà un attrito di acciaio-ghiaccio. Il mio attrito, questo mi frena, e l'aria, l'aerodinamica. Allora io che cosa devo studiare? Devo studiare degli acciai, e qui la ThyssenKrupp ne ha fatti migliaia, ne sta facendo ancora, perché i tedeschi vincono, sono i primi, vincono, ma hanno la BMW e la ThyssenKrupp alle spalle che gli fa tutti i materiali. Noi non abbiamo nessuno. Potete pensare a dove andiamo? A Taranto a farceli fare. So. Andiamo in un'acciaieria, non dove andiamo a farceli fare? Comunque, c'è il problema di attrito di acciaio contro ghiaccio e c'è il problema invece aerodinamico. Il problema aerodinamico va fatto in galleria del vento. No? E allora, naturalmente, se io devo integrare questi, l'angolo alfa è un angolo variabile, perché naturalmente questo alfa. E quindi devo integrare, perché sarebbe facile, se no anche i ragazzi di quarta liceo sanno fare questa integrazione qua, no? Sanno calcolare quant'è la velocità, è facilissimo calcolare. Un'attenzione che deve essere fatta è questa: ma quanto mi premo io contro? Io mi premo con l'm cos alfa, il seno di alfa è la spinta, il coseno di alfa è quanto io premo contro. Ma cosa vuol dire quanto premo? Vuol dire l'attrito, perché l'attrito è funzione della pressione. Più io premo, più peso, più premo, più ho attrito, perché l'attrito è altro che un coefficiente per la componente verticale. E quindi devo tener conto che chi pesa di più ha più attrito e ha questi problemi. Quindi nel calcolo devo tener conto di questo. Ma, per farla breve, anche per non annoiarvi, insomma, quando io arrivo in curva, io sono schiacciato contro la curva. No? Sono schiacciato. Questo schiacciamento vuol dire un aumento di pressione sul ghiaccio, quindi un aumento dell'attrito. Quindi io per calcolare l'attrito devo fare la componente fra
la parte di peso che diventa forza normale e la parte di azione centrifuga che mi avviene nelle curve. Perché in rettilineo no, non ho questo problema, ma in curva, perché più io premo sugli altri, più ho attrito, e l'attrito vuol dire frenare, insomma, no? Tutte queste cose devono essere coordinate, devono essere studiate. Adesso io non mi fermo molto su questo fatto, ma insomma potremmo anche qui, se qualcuno è interessato, fermarsi, perché l'equazione differenziale da integrare in sostanza è MA, massa per moto, è dato dalla forza che è spingente, Fw, che è facile da calcolare, meno il drag dell'aria, meno l'attrito. Pensate, scriviamo questa relazione bellissima, è semplicissima, che non è altro che la F uguale a ma. La forza, la seconda legge di Newton, il secondo assioma di Newton, mi dice in sostanza, mi dà il legame F uguale a ma. Tutti quanti parlano F uguale a ma. Che cos'è questo F uguale a ma? Pensiamo da ingegneri di essere furbi e di scriverlo rovesciato. Scriviamo ma uguale a F. Allora A è l'accelerazione del punto e del corpo, m è la sua massa, m sono le forze. E allora questa relazione viene scritta molto bene, perché se io lo divido tutto per m, molti m che ci sono anche dentro queste forze se ne vanno via, e quindi salta fuori l'accelerazione uguale all'accelerazione meno l'accelerazione di attrito meno l'accelerazione centrifuga. L'integrazione è un'integrazione abbastanza facile. Io mi propongo di andare nelle scuole, specialmente nelle scuole giapponesi, di farla assieme ai ragazzi, come capacità. Cioè, se noi vogliamo avere una pista, noi dobbiamo creare atleti. Gli atleti in Italia sono meno di 30, non ci sono atleti. Dobbiamo andare in giro e dire: guardate, c'è la pista da bob, sulla pista da bob si fa così, facciamoci un pezzettino di pista, reclamizziamo, facciamo che i ragazzi corrano, andiamo nelle scuole, facciamogli vedere l'integrazione, facciamo queste robe qua. Qui è la soluzione integrata. Poi naturalmente, una volta che avremo la pista, non è mica semplice valutare, per esempio, avremo tutti questi oggetti che corrono. Come facciamo a valutarli? Allora ci sarà tutta un'elettronica che ci permetterà di valutare la posizione, la velocità, con un'elettronica delicata lungo tutto il percorso. Sono 2 chilometri di elettronica che ci deve dire in ogni istante dov'è un atleta. E anche questo non è facile, insomma, a parole è tanto facile, no? Questo è l'atleta disteso, qui sono i tedeschi, anzi inglesi mi sembra, che hanno messo l'atleta sopra lo slittino, gli fanno correre dell'aria in galleria del vento e studiano come deve mettersi lui e di quali vestiti deve essere fatto per avere il minor attrito. E vedete per esempio in questa posizione, in questa ricerca, qui sopra si vede l'aria che malamente si è intorbidita, diremo così, adesso è molto generico, ma che farebbe vedere che forse questo casco potrebbe essere disegnato in maniera più opportuna. Oppure va già abbastanza bene, questo è il corpo poi dell'atleta. La pista da bob è tantissime cose. O si seguono tutte queste cose, o si crea un ambiente a Cortina, o nel Veneto, o a Venezia, perché Venezia e Cortina dovrebbero essere legate. Si crea qui un ambiente che studia queste cose, e oppure tanto vale far meno di farla, insomma, no? Non è che la facciamo per correre, insomma. Ecco qua, guardate come si formano questi vortici attorno alla testa di un atleta per cercare di migliorare, modificando poi il casco, modificare questo freno dato dall'aria. Ma insomma, se no bisogna farle, bisogna che siano già pronte. Anche qui, guardate i tedeschi qua, quando non sanno cosa fare, montano il bob su ruote, fanno dei posti dove si fanno dei centri di prova, di spinta, oppure così.
dove gli atleti senza neve, senza niente, andate all'Università di Bath, ha una decina di questi impianti. Le nostre università, andate a chiederglielo, si mettono a ridere. L'Italia ormai è al di fuori del mondo, insomma, no? Cioè ci dicono che siamo geniali e saremo geniali perché finiremo la pista la notte prima. Ma insomma, non credo che facciamo tanta altra strada. I simulatori, per esempio. Anche la Ferrari aveva promesso un simulatore, ma la BMW è maestra di simulatori. Cioè, voi potete montare in una sedia e fare il percorso. Avendo il percorso che vi corre davanti, lo stesso cosa che fanno i corridori di Formula 1. Anche loro si allenano in questo modo, sulle varie piste. Allo stesso modo bisogna allenarsi sulla pista, bisogna sapere come sarà fatta la pista. Non dirlo a nessuno, per carità, non dirlo agli stranieri. Prendere quella, fare il simulatore, mettere gli atleti sopra, che ci restino mesi sopra, finché nella loro testa hanno dentro ogni tipo di moto, ogni tipo di percorso, se vogliamo sperare di vincere. I tedeschi che hanno vinto hanno fatto così. Se vogliamo vincere, dobbiamo fare così. Lo faremo. Io spero che nasca, anche qui a Venezia, nell'ambiente degli ingegneri, un clima favorevole rispetto a queste cose, questa è finita, favorevole rispetto a queste cose, in modo che si possa fare, che sostanzialmente da un punto di vista ambientale, da un punto di vista archeologico, da un punto di vista compositivo, la copertura è tutto, non c'è, perché si farà dopo. Allora, com'è possibile che noi si vada avanti in questo modo? Cominciamo la seconda parte, bevo un bicchiere d'acqua, poi cominciamo la seconda parte. Magari